Dall'8 al 10 novembre a Ribrera si svolgerà la festa dell'amicizia organizzata dalla Democrazia Cristiana, una 3 giorni di dibattiti, eventi e spettacoli. L'inaugurazione avverrà venerdì 8 novembre alle ore 18 in Piazza Duomo. Seguirà presso l'Aula Consiliare un dibattito sull'agricoltura alla presenza dell'onorevole Renato Schifani, presidente della Regione, e di Tito Cuffaro, segretario nazionale della DC. Sabato 9 novembre alle 9:30 presso la Sala Convegni in Ragusa il tavolo tematico famiglia. Dato Sciuzza oggi come sono cambiate le condizioni e quali le iniziative legislative necessarie alla presenza del senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, dell'onorevole Nuccio Albano, assessore regionale alla famiglia, Sandro Oliveri, esperto osservatore famiglia, Giuseppe Povia, cantautore, Gianfranco Amato, presidente Giuristi per la Vita, Toni Brandi, presidente del Congresso Mondiale della Famiglia, Emiliano Abramo, presidente della comunità Sant'Egidio. A seguire l'incontro Crack e Dipendenze, la piaga del decennio, alla presenza di Francesco Zavatteri, fondatore dell'associazione La Casa di Giulio, del senatore Daniela Ternullo, componente della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato, dell'onorevole Bernadette Grasso, componente dell'intergruppo parlamentare sul fenomeno del consumo di droghe, di Massimo Russo, sostituto procuratore Tribunale dei minori di Palermo, Elena Chiavetta, responsabile dell'associazione Amici di San Barrignano. A margine del dibattito interverranno anche due ragazzi che racconteranno la loro esperienza e come sono usciti con successo dalla dipendenza del crack. Quale futuro per la riqualificazione delle coste siciliane è invece il titolo dell'incontro che si terrà presso la Sala Convegni a partire dalle ore 18. Saranno presenti l'onorevole Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Arse, l'onorevole Carta, presidente della quarta commissione all'Arse, l'onorevole Abate, presidente della commissione affari istituzionali all'Arce, l'onorevole Giuffrida, componente della terza commissione all'Arce, il professore Corrado Monaco, ex presidente nazionale del Movimento Azzurro, mentre domenica 10 novembre alle 9:30 presso l'Aula Consiliare il tavolo su sanità, integrazione, ospedale territorio, opportune criticità. Interverranno l'onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della Commissione Sanità all'Arce, il professore Cartabellotta, presidente della Fondazione CIMB, il professore Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, Giovanni Albano, presidente dell'ospedale Giglio di Cefalù, l'onorevole Mangiacavallo, medico e già sottosegretario. Alle ore 11 è previsto il tavolo autonomia differenziata, quali pericoli e quali opportunità, alla presenza dell'onorevole Andrea Messina, assessore regionale, Andrea Ferri, responsabile del Dipartimento della Finanza Locale, Luciano Marino, sindaco di Lercara, Marco Zambuto, già assessore regionale alle autonomie locali, Maurizio Logalbo, presidente della DC di Palermo, l'onorevole Pellegrino, deputato regionale, Antonio De Caro, europarlamentare. Quindi domenica alle 17 in Piazza Duomo ci sarà l'evento conclusivo, quale Centro per l'Italia, alla presenza di Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Lupi di Noi Moderati, Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, Mara Carfagna del Centro Popolare, Clemente Massella, segretario nazionale di Noi di Centro, e quindi l'onorevole Cesa, segretario dell'UDC, e l'onorevole Tassoni, segretario del CDU.